Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa informazione del nostro audio-video giornale. Allerta regionale 18 del 2023 dalle ore 9 del 22 settembre alle ore 9 del 23 settembre. Allerta dichiarata gialla per criticità idrogeologica e temporali forti su tutta la regione. Gli episodi più significativi si avranno nella seconda parte della giornata di venerdì. Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso questa mattina intorno alle 7 dal personale medico-infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Ronchi dei Legionari. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati una moto e una bicicletta. L'uomo ferito stava pedalando in sella alla due ruote. Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica da Gradisca e l'elisoccorso. Hanno attivato anche le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri. Il personale medico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in codice giallo in volo all'ospedale di Catinara dove si trova tuttora ricoverato. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha ribadito questa mattina in Consiglio regionale il suo no alla futura acciaieria ipotizzata in Ausa Corno, un progetto che non vedrà la luce anche dopo le rassicurazioni degli ultimi studi elaborati per garantire tutti i vantaggi del New Green. Intanto Met Invest e Danieli, in particolare il presidente della Daniele Giampiero Benedetti, nonostante l'invito, non saranno presenti al dibattito in Commissione 2 e quarta sulla realizzazione dell'acciaieria. Lo rende noto lo stesso Benedetti che ha inviato una lettera ai presidenti delle due commissioni spiegando di ritenere prematuro presenziare al dibattito. C'era anche la CNA regionale del Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal presidente Maurizio Meletti e dal direttore Roberto Fabris, al convegno sull'artigianato in Senato, occasione in cui è fatta una disamina della situazione attuale delle prospettive della categoria con docenti ed esperti. Al ministro Adolfo Urso, la CNA regionale ha chiesto la riforma della legge quadro sull'artigianato, ferma ormai da quasi 40 anni. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.